Vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco all'aperto, anche nelle aree attrezzate. È vietato pure l'uso di fuochi d'artificio di ogni genere. Lo decreta un'ordinanza emanata poche ore fa dal comune di Lusiana Conco per far fronte all'emergenza incendi che grava sul territorio. La decisione, comunque non facile e di certo sofferta, è stata presa dalla sindaca Antonella Corradin in vista del fine settimana ferragostano, quando è previsto l'arrivo in altopiano di un gran numero di turisti e villeggianti. Una situazione che rischia di diventare pericolosa se qualcuno non dovesse far uso del buonsenso al quale hanno fatto riferimento gli altri sindaci del comprensorio, che hanno deciso invece di non emanare ordinanze antifuochi. Fra i motivi principali c'è anche quello delle precipitazioni, che nella conca centrale si sono fatte vive praticamente ogni giorno nell'ultima settimana. Una pioggia qui, un rovescio là, hanno reso il sottobosco meno esposto a rischio incendi, cosa che invece non è successa sulla spalla dell'altopiano, dove i prati sono ingialliti precocemente e dove il bosco sembra aver già vestito la casacca autunnale a causa della siccità e del caldo. E così la sindaca ha firmato il divieto assoluto di accendere fuochi, come dicevamo, anche in aree attrezzate. Stop pure ai fuochi di ripulitura di sterpi e ramaglie, ai falò e pure ai barbecue. Niente fornelletti a gas, candele, torce o altre sorgenti di fiamma libera. Il provvedimento vieta inoltre i botti, i petardi, le lanterne volanti e tutto quello che potrebbe diventare causa di innesco. La rigidità di queste poche righe fa capire la preoccupazione dell'amministrazione di fronte a una situazione che potrebbe degenerare in qualsiasi momento, come si è visto già a Miane e a Crespadoro, con l'aggravante della mancanza d'acqua per elicotteri e Canadair.